Oggi sono una ventina le case di comunità che abbiamo inaugurato. Oggi Tradate è una casa di comunità hub e quindi ci sono servizi ambulatoriali, ci sono 10 infermieri per l'assistenza domiciliare integrata, ci sono 10 infermieri per infermieri di comunità e di famiglia, ci sono medici specialisti, ci sono ambulatori, c'è un consultorio. Quindi c'è una forte integrazione tra appunto i medici di base e gli infermieri. C'è una integrazione con i servizi sociali del comune, quindi è anche questa un esempio di casa di comunità nella quale viene presa in carico la persona e non la malattia, con tutte le necessità che derivano dalle patologie, necessità che vanno dall'accoglienza all'orientamento alla presa in carico. È un esempio anche questo di sanità di prossimità, addirittura con l'assistenza domiciliare che fornisce cure fino al domicilio. Per le persone previste anche nuove dotazioni tecnologiche per gli esami? Sì, nel biennio 2022 per SST 7 Laghi sono previsti 38 milioni di investimento complessivi più 13 milioni di investimento per le 9 case di comunità e altri 5 milioni per i 2 ospedali di comunità più una quindicina di milioni per le grandi apparecchiature. Quindi questo è tutto quello che abbiamo previsto per ASST 7 Laghi. Senta, qual è la situazione rispetto a questi casi di epatite infantile? Sappiamo che ci sono stati alcuni casi anche nella nostra regione. Li stiamo seguendo con attenzione, li stiamo monitorando, per il momento nella nostra regione sono 2, li stiamo seguendo con attenzione. Ecco, tornando invece alle case di comunità, aumenta l'offerta della regione sul piano sanitario e c'è la copertura del personale, perché sappiamo che tante realtà sono in difficoltà. Diciamo che il personale in questi 2 anni è aumentato di 3.000 unità e nell'ambito di queste 3.000 unità gli incrementi di personale sono incrementi sia di medici che di infermieri e naturalmente anche di tecnici amministrativi. Certamente in alcune zone c'è carenza di personale, stiamo attivando tutte le misure per poter far sì che i posti carenti siano ricoperti, attivando e continuando a attivare bandi, ma anche parlando con i ministeri competenti per mettere in atto misure che garantiscono il personale necessario. Per esempio l'aumento delle cattedre della medicina territoriale, così come altre misure che possono prevedere la possibilità di lavoro pratico per i medici specializzandi. Quindi sono diverse misure che stiamo attuando. Alcune sono di competenza della Regione, come quelle che abbiamo attuato per esempio mettendo a disposizione degli infermieri a Milano alloggi, 200 alloggi. Altre sono misure che hanno invece necessità di regole nazionali e ci stiamo attivando per poter far sì che queste nuove regole facilitino l'assunzione di personale. Un'altra innovazione della casa di comunità: prosegue l'attuazione della riforma della Regione Lombardia. Prosegue la riforma che in questa sede sta già dando alcuni risultati concreti, perché è stato raccontato come la questione legata all'infermiere di famiglia inizi già a funzionare molto bene e a dare delle risposte molto concrete ai cittadini. È una riforma epocale. Per anni si è parlato di prendere in carico il paziente con tutte le sue necessità. Per anni si è parlato di creare una sanità territoriale, noi per primi la stiamo mettendo in pratica. Case di comunità che sono un punto di riferimento certo per i cittadini. Un punto di riferimento certo, con un punto di presa in carico in cui il cittadino dovrà e potrà esprimere tutte le proprie necessità, siano esse sanitarie, siano esse
sociali, e quindi per lui verrà presentato un percorso specifico in cui si metteranno a disposizione tutto quanto ha bisogno. Senta, tra qualche giorno cambieranno tante cose, forse sarà il vero ritorno alla normalità. Si può fare il punto sulla situazione in Lombardia oggi, dei casi Covid? Ma guardi, come ho sempre detto, noi siamo sicuramente in un momento di controllo della situazione. Grazie alla campagna vaccinale non ci sono pressioni né sugli ospedali né sulle case né sulle rianimazioni. È chiaro che dobbiamo cercare comunque di mantenere un minimo di attenzione, un minimo di rispetto di alcune regole, perché il virus comunque c'è, il virus continua a circolare. È controllato dalla vaccinazione, ma dobbiamo evitare che la cosa possa peggiorare. Questi casi di epatite tra i più giovani vi preoccupano? Ci sarà un punto anche? No, guardi, per ora sono situazioni che stanno valutando da un punto di vista scientifico, non sappiamo ancora bene quali siano le cause, per cui aspettiamo.